from Poland. Do you like Treviso? Oh, we like Treviso so much. Yeah, we love Treviso. Germany. Do you like Treviso? Yes. Vicenza, Quanto vi fermate a Treviso? in giornata, sì, non toccata e fuga. Conoscevate già... Trenino apposta, perché col trenino facciamo un po' tutti i percorsi, riusciamo in poco tempo a vedere le cose più carine e poi torneremo a vedere quello che ci ha colpito di più. Conoscevate già la città o è la prima volta? No, è la prima volta a dire la verità. Dall'estero per un soggiorno più lungo, dal Veneto per una gita in giornata, il ponte del 2 giugno vede una buona affluenza di turisti a Treviso, tutti affascinati dalle bellezze della città, da visitare a piedi o col trenino. Bellino, siamo venuti su per questo ponte, abbiamo fatto Venezia, poi come step intermedio Treviso, che è stata una piacevole sorpresa perché è molto carina, molto bellina, i local sono molto ospitali, quindi ci stiamo trovando molto bene e stasera ripartiamo. L'impressione ci ha fatto Treviso, molto carina, tenuta bene, questi ponticini, i fiorellini, i localini, ci piace tanto, sì, molto probabilmente torneremo. No, siamo arrivati ora, siamo arrivati, una bella cittadina, bella. È una bellissima città Treviso, è molto bella, è suggestiva, è da vedere. Bellissima, è una città medievale a portata d'uomo, pulitissima e accogliente. Giornata di gran lavoro per bar e ristoranti, l'enogastronomia è sempre un punto di forza dell'accoglienza trevigiana, soddisfazione degli operatori che con i turisti lavorano. Abbiamo vissuto un periodo un po', diciamo, per i fatti internazionali e un po' di calo. Adesso mi sembra che stia tornando verso la normalità, insomma, assolutamente. Si vedono turisti che vengono a visitare la città e insomma tutto fa piacere perché si vede la città che vive, insomma. Stiamo implementando il livello turistico di Treviso in questi ultimi anni, si vede anche dalla qualità dei turisti stranieri. Abbiamo delle persone addirittura del Canada adesso che stanno facendo questo giro. Perciò Treviso è una grande attrattiva turistica e il ponte sta dimostrando che comunque è sempre un buon segno.